Medici in trincea. Sono 1864 le aggressioni subite dagli operatori sanitari in Veneto nel 2024. L'ultima si consuma a Vicenza, a San Pio X, un quartiere che porta i segni del degrado. Sporcizia, furti, droga. Ed è qui, nell'ambulatorio del dottor Massimo Merini, che si presenta un tunisino. Il medico se lo trova di fronte, nella sala d'aspetto. Avanti il prossimo. Buongiorno. Guardi, io l'ho allontanata per un comportamento aggressivo verso di me. L'ho comunicato alla AS, la prego gentilmente di alzarsi. Davanti agli occhi esterrefatti degli altri pazienti, lo straniero, che sembra alterato dall'alcol, chiede dei farmaci che il medico non intende prescrivergli. Sì, lui mi chiede insistentemente dei farmaci sedativi usati, che noi sappiamo, nel mondo del racket per tagliare gli stupefacenti. Rifiuto categoricamente, la sua risposta è alzarsi, minacciarmi, bestemmiarmi, dicendomi qua si mette male per lei. A un certo punto io estraggo questo attrezzo che è lo spray al peperoncino, che ahimè sono dotato, e gli intimo di alzarmi. Tengo i nervi saldi, i pazienti erano terrorizzati e lui bestemmiando per fortuna se ne va. Minacce, insulti, ma il dottor Omerini ha sangue freddo e gestisce al meglio la situazione. Purtroppo però non è la prima volta che si trova a fronteggiare pazienti aggressivi e non è l'unico. 15 mesi fa una dottoressa in un quartiere qua vicino a Cabalbi fu strangolata da una persona che pretendeva molti giorni di malattia. Lei pubblicò nella chat dei nostri medici di famiglia, siamo circa 70 a Vicenza: ragazzi, non ce la faccio più, io ho crisi di ansia, ci ha mostrato i segni dello strangolamento, io mi licenzio. Noi medici siamo rassegnati, nessuno ci difende, in ospedale le aggressioni succedono, ma loro hanno i Rangers e poi sono equipe, noi siamo da soli, chiunque può venire, minacciarci, rubare, spingerci, aggredirci. La situazione è esasperata. Il dottor Omerini ha deciso di dare le dimissioni e i suoi 1600 pazienti resteranno senza un medico finché l'ULSS non ne nominerà uno nuovo. Ma così non si può più andare avanti. Istituiamo uno sportello per il medico aggredito in burnout, eccetera, perché noi abbiamo un risentimento poi psicoemotivo che ci portiamo a casa. Non costa nulla, è da 2 anni che lo propongo, ho sempre trovato semafori rossi. 2, consentiteci di mettere una webcam che ci difenda. Tuttora le mie proposte di installare una banale webcam di 40 euro è stata sempre negata. Perché? Perché c'è il motivo della privacy. Il dottor Omerini ha la passione per il suo lavoro. Ha lavorato in Africa, ha operato in zone di guerra, ma questa guerra, quella strisciante del degrado, dell'inciviltà, è diventata logorante, inaccettabile, e sono in aumento gli episodi di pazienti aggressivi. Queste persone, e non sono poche, sanno di rimanere impunite, sanno che nessuno toccherà, saranno toccate per un dito. Quindi il mio appello, anche se, ripeto, sono molto rassegnato, è aiutateci.